Avvocato Alberto Teso, giusto un anno fa, proprio qui dai suoi studi, parlavamo di misure applicate dai DPCM, misure restrittive, in particolare quelle riguardanti gli spostamenti. A un anno di distanza, adesso abbiamo anche un pronunciamento del GIP e GUP di un tribunale che dice cosa? Premettiamo, ci teniamo alla larga poi dalle disquisizioni in termini sanitari, qui si parla soltanto in termini giuridici. Cosa dice questo pronunciamento, avvocato? Sì, giustamente facciamo un ragionamento squisitamente giuridico. Proprio un anno fa, proprio qui, discutavamo della validità, dell'efficacia del DPCM che limita le libertà costituzionali. Più importante di tutti è la libertà di spostamento. L'articolo 13 della Costituzione dice che la libertà di movimento può essere limitata solo nei casi previsti dalla legge su ordine dell'autorità giudiziaria. Cos'era successo? Una coppia, Reggio Emilia, era uscita durante il periodo del primo lockdown in aprile, addirittura esibendo poi alla polizia un'autocertificazione falsa in cui dichiaravano di dover andare all'ospedale. Sono stati denunciati per la falsa certificazione, tratti in giudizio, e il GIP del Tribunale di Reggio Emilia, proprio con sentenza pubblicata oggi dai quotidiani, ha dichiarato che quel reato non esiste, quindi la sanzione non può essere applicata perché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non può derogare a un diritto costituzionale fondamentale, quale la libertà di movimento, che può essere limitata solo in forza di un atto dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge. Cioè restare chiusi in casa in sostanza è come essere gli arresti domiciliari e non può un atto di secondo livello come il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri limitare una libertà costituzionale di questo rango molto importante. Quindi questo vale sia per le persone che per le attività commerciali, per i lavoratori. Ecco sì, questo è quello che ci ha toccato direttamente dal punto di vista imprenditoriale, perché altri diritti fondamentali sono stati limitati dai decreti. Facciamo sempre attenzione a distinguere tra decreto legge e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quest'ultimo è un atto regolamentare che non ha forza di legge e quindi eventuali limitazioni anche sulla base di un DPCM, di altre libertà costituzionali, come ad esempio la libera iniziativa economica, l'articolo 41 della Costituzione, o il diritto al lavoro, articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Mi si impedisce di lavorare. Posso dire che il provvedimento è illegittimo? Allora, su questo i costituzionalisti, e io non lo sono, discuteranno per molti anni in futuro. Abbiamo già iniziato un anno fa, come si diceva, e ne stiamo discutendo ancora oggi. Certo è che la libertà di movimento è tutelata a un livello molto più elevato della libertà economica, per esempio. Ci pone poi anche il problema della libertà, diritto dovere di istruzione, l'articolo 34, prevale l'articolo 32 che è il diritto alla salute, o un pericolo al diritto alla salute può limitare la libertà di andare a scuola, la libertà di aprire la mia impresa commerciale, di lavorare. Allora ripeto, sono diritti di rango diverso. Quello che volevo chiarire è che questa sentenza non è un tana libera tutti, cioè non vuol dire che possiamo infischiarcene dei provvedimenti e andare a spasso. È una sentenza, la prima, importante, fatta da un magistrato, quindi ha un suo fondamento giuridico, segue degli orientamenti che già in questi mesi erano stati esposti. Rispettiamo comunque i provvedimenti finché ci sono. Tra l'altro molti degli ultimi provvedimenti correttamente sono stati presi con decreto legge e quindi è un provvedimento di carattere normativo che passa poi attraverso il Parlamento, che è l'organo legislativo, l'organo che ha il potere di approvare le leggi. Le leggi non le fa il Presidente del Consiglio dei Ministri e questo è il problema fondamentale, perché se ci si limita con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ci possono essere dei forti dubbi. Diverso è invece se c'è una norma di rango legislativo paragonabile alla legge vera e propria in sostanza. Di questo passo dove si andrà proprio? Perché le incertezze sono ancora tante e anche i dubbi delle aziende, soprattutto le preoccupazioni delle aziende. Il vostro consiglio qual è? La preoccupazione è veramente molto alta, soprattutto in questo momento, anche dal punto di vista, possiamo così dire, psicologico. Provvedimenti di questo tipo sono tremendi. Si iniziava a sperare in una ripartenza, soprattutto a Jesolo, nelle località balneari, ci stavamo preparando per l'apertura. Marzo è da sempre il mese che dà il là, che dà l'inizio in vista della Pasqua, della primavera, e purtroppo ormai sappiamo che la Pasqua è persa. Abbiamo avuto notizie di grandi campeggi del Cavallino che apriranno in ritardo rispetto al solito. Ovviamente turisti stranieri con le limitazioni di movimento
prometto che ci sono, arriveranno col contagocce, avremo di fronte un'estate ancora più difficile. Quello che chiediamo è chiarezza dal punto di vista normativo, quindi che ci venga detto bene cosa dobbiamo fare, evitare estensioni di responsabilità assurde, per cui la consumazione all'esterno del locale in caso di asporto deve essere verificata dalle forze dell'ordine con una particolare delicatezza. Viviamo un momento difficile per tutti, e poi chiediamo anche agli operatori pazienza e un po' di ulteriore spirito di sacrificio. Ci crediamo, contiamo che il nuovo decreto ristori ci dia un aiuto serio, perché fino ad oggi i ristori che sono stati dati sono irrisori. Noi abbiamo fatto i conti che per un pubblico esercizio il ristoro complessivo del 2020 copre circa un mese di costi fissi, a fronte di 12 mesi, 10 mesi di grandi difficoltà. Dobbiamo credere ancora nel futuro, dobbiamo essere ottimisti, anche se il cielo è ancora plumbeo sopra di noi, stringere i denti e tirare avanti.